Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Max Payne 3. Quest'oggi ci troviamo all'interno del nostro terminal. Abbiamo appena adesso superato la saracinesca che ci eravamo lasciati nel gameplay precedente e a quanto pare potete vedere che abbiamo ben 3 membri della SWAT che ci stanno cercando come dei cani proprio inferociti per farci la pelle. Prima di andare avanti con il nostro gameplay ragazzi, non sono riuscito a caricare i gameplay in questi ultimi 2 giorni perché purtroppo le cuffie sono andate e quindi ho dovuto comprare un paio di cuffie nuovo. Quindi fatemi sapere se ci sono se c'è qualche problema per quanto riguarda l'audio, magari problemi riferiti al volume tramite un commento quindi al di sotto di questo gameplay. E un'altra cosa molto importante, Euro Truck Simulator 2 lo inizierò nei giorni successivi perché ancora non è disponibile il game, ancora non è arrivato, quindi appena uscirà vedrò di effettuare una bella serie, quindi sarà questione di giorni. Comunque buttiamoci nuovamente nell'azione con il nostro caro Max. Potete vedere che abbiamo 3 nemici che si stanno avvicinando a una velocità proprio elevata e quindi il nostro Max dovrà farli fuori in maniera proprio elevata. Quindi Max, gettiamoci fuori e questi ci fanno secchi. Con la nostra bella 44 Magnum in mano, diamo un'occhiata. Questo è ancora vivo. Ok, molta calma, 2 colpi in canna, attenzione! Maledetto stronzo. Abbiamo terminato i colpi, dannazione. Meglio prenderci anche la nostra pistola della guerra mondiale. Crepa, brutto stronzo. Mamma mia, immortale. Highlander, ci abbiamo lasciato la pelle ragazzi. Ok, il primo l'abbiamo fatto fuori. Addirittura con i fuciloni arrivano qui. Ancora. Ok, meno male, appena in tempo abbiamo terminato addirittura i proiettili nel nostro caricatore principale. Diamo un'occhiata. Antidolorifici. Ovviamente Max avrà un fegato enorme quanto una busta di plastica ragazzi, con tutti questi grandi dolorifici che si prende ogni 2 secondi e si preoccupa addirittura. Facciamo la scorta di munizioni, vediamo un po' di ritrovare qualche buona pistolina da portarci sotto, perché ci saranno le navette che trasporteranno le persone, quindi diamo un'occhiatina. Ci sono i bancomat là sotto, vediamo se riusciamo a raccimolare qualche soldino. Un berretto verde davanti a noi, che è John Rambo questo. Facciamolo a pezzi. Queste scale mobili sono un po' un'arma a doppio taglio, perché possono essere utilizzati come mezzo di protezione, ma soprattutto come mezzo per farci secchi. Ce ne sono qua stronzetti? Quanto pare no. Andiamo con calma, il bancomat lo lasciamo perdere. Ah, eccolo qui, agente 47, Hitman 2, eccolo là, ci voleva fare a pezzi. Facciamoci 2 passi, Max, avanti, con calma. Vediamo un po' dove siamo arrivati. Binario 213, sembra una sorta di stazione metropolitana. Diamo un'occhiata, sembra che abbiamo dei treni qui intorno. E infatti, ecco le navette di cui parlava Max. Hanno spento le luci ragazzi, con calma. Ecco gli stronzetti che arrivano immediatamente verso noi. Maledetti, guardate un po', ci hanno riempito di piombo. Meno male che abbiamo ancora qualche altro proiettile in canna da spedirglielo in testa. 3 bustine di aspirina Max, con calma. Hai un po' d'acqua per berle? Perché mi pare a me che noi crepiamo più per qualche tua malattia che per i proiettili avversari. Vai, utilizziamo anche le nostre armi secondarie. Ma questi sono proprio imbottiti ragazzi, non so come. Cioè, un caricatore gli abbiamo scaricato addosso. Però strana questa stazione metropolitana. Cioè hanno chiuso direttamente hanno staccato l'elettricità e quindi per ostacolarci un po' il cammino. Allora, vediamo un po'. Binario 213 sarà il binario 9 3 quarti, sarà qua in mezzo. Vediamo se riusciamo a buttarci ragazzi. Dai! Mi sa che non funziona ragazzi, non passiamo, ci servirebbe un carrello per passarci in mezzo. Niente, non ce la facciamo. Dai, andiamo avanti, lasciamo perdere. Diamo un'occhiata soprattutto a questo bel treno. Un treno del tutto innovativo. Come lo chiama Max, la navetta. Diamo un occhio. Non c'è niente di importante. Vediamo. Oh, ci sono quegli stronzetti là sotto con il mirino laser. Meno male che abbiamo raccolto questo bel fucilone con 15 proiettili. Adesso glieli scaricheremo tutti in faccia. Avanti, maledizione, ci sono le porte. Questa bella inquadratura in prospettiva del nostro caro amico. Ok. E ovviamente senza corrente nessun'altra navetta sarebbe partita, hai ragione Max. Vediamo un po' di avere un po' di luce, visto che siamo senza corrente. Funziona la luce? Addirittura l'abbiamo rotta, mamma mia. Diamo un occhio. Ah no, funziona. Mirino laser, questo mi piace di più. Che cos'è, una sorta di Mosin Gun? Come si chiama? Mini 30, che è una specie di fucile trovato nelle patatine. Ovviamente gli aeroporti l'hanno sempre reso nervoso. Però a quanto pare questa sarà una sorta di stazione di controllo, probabilmente una stazione di controllo della sicurezza. Quindi diamo un'occhiata, c'è un pulsante giallo. Attiviamo l'alimentazione che avevano appena adesso staccato. Ok, vediamo un po'. Maglietta fatta di sangue. Ok, vediamo se riusciamo ad arrivare al nostro cancello principale. Però attivando probabilmente, e infatti attivando nuovamente la corrente, gli stronzetti che erano dentro le navette adesso possono arrivare. Vediamo un po', ricarichiamo il fucile al massimo. Oddio, i fumogeni!
Vediamo un po' se entrano qua dentro, ragazzi, ci fanno addirittura la pelle. Quindi vediamo di imbracciare la nostra bella 44 Magnum. Guardate come sparano. Maledetti, un po' di fuoco di copertura, Max. Addirittura è un fucile ai colpo singolo. Dobbiamo ottenere qualcosa di più potente. Ah, là c'è il nostro caro fucilone. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Via, 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 Max. Ok, questo fucile automatico ci sarà molto più utile. Attenzione che stanno entrando. Oddio. Attenzione, vediamo se riusciamo a beccare qualcuno. Questo stronzetto Psicomantis con la maschera antisommossa, ovvero la maschera antigas. Maledetti, 7 colpi in canna. Addirittura gli abbiamo maciullato la testa. Ottima mira quella del nostro Max. Ma perché tutti sti poliziotti ce l'hanno con noi? Che gli abbiamo fatto? Dai, vogliamo solo arrivare al nostro gate principale. Addirittura neanche gli antidolorifici riescono più a ripristinare la salute del nostro Max. Allora utilizziamo 2 pistole, forse è meglio, ragazzi. Dai, abbiamo molta più fortuna. Ok, il primo l'abbiamo fatto fuori. Maledetti, addirittura imbracciano fucili a pompa, armi molto ravvicinate. Noi con le pistoline qui da texane e pistoline da saloon proprio. Vediamo se riusciamo a farli fuori. Crepate, brutti stronzi. Guardate un po', ma io proprio non riesco a concepire come il nostro Max con una canottiera e un pantalone da serata da gala riesce a fare a pezzo un'intera troupe di soldati, proprio qui, soldati addestrati, guardate un po', con armi proprio perfette per le intrusioni e proprio per uccidere. Wow, guardate un po', vediamo se riusciamo a raccimolare qualche altro proiettile. Ottimo, ricarichiamo le nostre armi. Allora, Party Doors Terminal 3.33, 45, 4, funziona tutto come dovrebbe. Ok, io dico che ci possiamo fare anche un bel viaggetto dentro questa bella navetta. Partiamo. Fate un bel sonnellino, Max, perché mi sa che ne hai bisogno. Oddio! Non mi dite un bel inseguimento in treno, ragazzi. Vediamo un po'. E addirittura dall'altro treno. Combattimento treno contro treno. Aeroportos Brasileros. Vediamo un po'. Ti mando io nell'aeroportos Basilero. Vediamo un po'. Ma chi è che guida il nostro treno? Macchinista. Macchinista, con calma. Vediamo un po'. Ecco gli stronzetti accanto a noi. Spacchiamo il vetro, Max. Abbiamo 2 aspirine. Forza attraverso i muri dell'altro terminal. Maledetti. E sono più veloci di noi. Il nostro macchinista sarà mezzo ubriaco. Maledetti, ci hanno corrotto anche il macchinista. Diamo un occhio, andiamo avanti. Bene, raggiungiamo questa bella posizione un po' solita. Oh, abbiamo trovato qualcosa di interessante. Questo bel fucilone può essere molto molto utile. Maledetto. Qua ci lasciamo la pelle, ragazzi, perché abbiamo pochissimi antidolorifici e siamo proprio bersagliati da una troupe intera di soldati. È meglio farci strada un po' con le pistole. Diamo un occhio se qua c'è qualcosa. Una bella scatola di munizioni. Non fumare. Mi sa che il fumo farebbe ancora peggio. Quindi Max, non ti innervosire. Calma. Ecco, guardate il pellatone di cambiasso là sotto, quello che vuole fare. Andiamo ancora con la nostra pistolona, la vecchia guardia. Vediamo se esce la testolina. Vedete, lasciateci in pace. Non c'è proprio via di scampo qua dentro. Diamo un'occhiata. Ma chissà dove ci stiamo avviando. Forse per il nostro gate principale. Oi! Via, via, via. Abbiamo raccimolato un altro antidolorifico utile. Calma, giù la testa. Ci hanno fatto lo scalpo, ragazzi. Via, via, via. Diamo un'occhiata qui intorno. Ancora non crepano, eh. Vediamoci questa bella miscela di proteine. Dai, 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 Max. Ok, stiamo effettuando una sorta di curvone. Vediamo un po' di affrontare questa bella chicane con calma per rimanere in tema Formula 1, ragazzi. Per quanto riguarda il gameplay di Formula 1, ragazzi, sto ancora effettuando le prove libere all'interno del circuito della Spagna e mi avete chiesto in molti quando caricherò il gameplay. E il gameplay di Formula 1 2012, ovvero quello della Spagna, arriverà tra qualche giorno. Ancora sto effettuando le prove libere, devo ancora testare l'assetto, il circuito, quindi ancora ci vorrà un po' di tempo. Comunque con calma arriveranno tutti. Abbiamo terminato addirittura i colpi, vediamo se riusciamo a fare a pezzi il nostro caro amico con la nostra cara bella 44 Magnum fregata Jigen nella serie Lupin. Però fighissimo Jigen, ragazzi, non so se ve lo ricordate, nel cartone Lupin aveva sempre la sigarettona in bocca che non riusciva mai a spezzarla, cioè sempre accesa, una sorta di ciminiera. Ce ne sono ancora perché a quanto pare la ciminiera mi sta uscendo fuori dalle orecchie. Diamo un'occhiata. Meglio farci ancora qualche passettino in avanti. Rimane qualche altro stronzetto qui. Il nostro Mosingant, vediamo se riusciamo a ucciderli. Lo so, ragazzi, che questo fucile non è il Mosingant, però ci assomiglia molto. Guardate un po' che per l'ultimo... No, addirittura l'elicottero! Questa è una vera e propria battaglia all'ultimo sangue. Proprio qui siamo John Rambo in persona e Schwarzenegger messi assieme. Ragazzi, con molta calma sono arrivati dei membri della SWAT proprio per farci a fettine. Vediamo di fare a pezzi il primo. Maledizione. Abbiamo risparmiato qualche proiettile, però mi sa che gli antidolorifici scarseggiano. Meglio raccogliere questo bel fucilone qui a terra. È una sorta di fucile a pompa, buttarci all'impazzata. Dai, forza Max. Ok, ne abbiamo uno davanti. Forza, forza. Spara, 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 spara.
Via, 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 via. Ottimo, ottimo ingaggio Max. Attenzione che ne stanno arrivando due, ma abbiamo un bel fucile corpo a corpo, una sorta di katana, ragazzi. Crepa maledetto, che ne abbiamo ancora due proiettili. Questo è il Pain Express, come dice il nostro caro amico. Due, maledizione, abbiamo solo due colpi, due nemici. Vediamo se possiamo prendere due piccioni con una fava. Ok, il primo l'abbiamo beccato, abbiamo solo i proiettili della nostra pistolina. Prendila, prendila Max. Dannazione, in testa Max, in testa. Dobbiamo essere molto fortunati. Bella. Abbiamo un proiettile, ragazzi, un proiettile e un nemico di fronte a noi. Casomai ci dobbiamo gettare. Che il macchinista sarà un po' ubriaco. Si sarà scolato 3 bottiglie di vodka e una di Jack Daniels. Guardate un po' come traballa il treno. Vediamo un po', ecco che si avvicina. Però non ho proiettili, ragazzi, non ho proiettili. Attendiamo che finisce il caricatore. Psicomantis qui davanti a noi. Vediamo che vuole farci. Ma è infinita la sua... Eccolo qui. Ok, perfetto. Raccogliamo questo bel mitra. A 35 colpi ci sono utili come il pane. Però mi sa che c'è qualcun altro qui intorno. Gettiamoci Max. Ok, l'ultimo cambiassone fatto a pezzi. Il Pain Express è riuscito a ottenere qualcosa di buono. Ancora! Cioè, ma Max mi sembra un po' ridicolo. Oddio! E adesso? No! Corri Max! Non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Una vera e propria azione proprio magnifica. Cioè non so neanche cosa dire. Abbiamo terminato i colpi. Ma proprio, ma che cosa ha fatto il nostro Max? Cioè questo è proprio da premiarlo con una bella medaglia d'onore del congresso. Però se ti fai fare fuori da questo stronzetto, Max, davvero sei un pirlone. Ok, il Pain Express è arrivato a destinazione. La navetta stava rallentando e io ero appena salito. Antidolorifici! Ottimo, antidolorifici utili come il pane, ragazzi. Quella era la mia fermata, hai proprio ragione Max. Vediamo un po' di uscire. Però prima di uscire facciamo un po' la scorpacciata di oggetti, che siamo proprio a secchi, senza qualche bel proiettilone. Ok, guadagniamo un po' la seconda modalità di fuoco con questa bella pistola automatica. E diamo un'occhiata al filmato che apparirà. Ok, a quanto pare questi sono gli scagnozzi di Baker, come ci ricorda Max. La vendetta continua, ragazzi. I'm a dumb move guy. Hey Max, we'll drive onto the runway. No thanks. Let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes La macchinina della polizia. C'è tutta questa gente contro di noi. And it's too late in the day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. But then I'd chosen to be here. Hey Max, I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation. And not ecco much l'hangar else. dei Branco. Bene. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was running an Hai army. proprio ragione Max. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. Però anche tu sei equipaggiato per benino Max. Con la tua bella canottierina, gli scarponi da festa da sera. A quanto pare ce l'hai fatta a farli secchi tutti. Hai evitato anche un disastro ferroviario. Screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I die being a pain in the ass. Non è una bella cera Max. Guardate un po' ragazzi, tutto distrutto. E ci credo, pure lo credo bene, dopo essere scampato a un incidente. Sneaking off in their rich kid's toy. Oh, scusa, ti sono mossa addirittura. Non ci credo ragazzi, ci dobbiamo scontrare con una vera troupe di soldatoni equipaggiati stavolta molto bene. Addirittura abbiamo il boss qui centrale con lo scudo antisommossa. Ed ecco addirittura le, come possiamo dire, le granatone che ci arrivano direttamente dall'altra parte dell'hangar. Ci troviamo nel terminal dei Branco. La campagna sta per volgersi al termine, quindi abbiamo un prossimo esercito di stronzetti da fare a pezzi. E stavolta sarà molto molto difficile ragazzi. Abbiamo solo 2 pozioni di antidolorifici, la mistura Max Payne nelle nostre tasche, un bel fucilone americano che ci sarà utile nel prossimo gameplay per fare a pezzi tutta quest'orda di soldati. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti dal vostro Edward Van Helgen.